Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Il maltempo a Catania ha devastato anche i lidi della playa, ruspe in azione al viale Kennedy, chiuso perché invaso dalla sabbia trascinata al mare dal vento, soliti allagamenti alla zona industriale. Dal lungomare sventrato di Catania alle case distrutte ad Aci Trezza e Stazzo c'è devastazione e dolore, resta intatta la statua di Padre Pio e i residenti gridano al miracolo. Da Messina a Siracusa sino alle isole minori il ciclone Harry ha spazzato pezzi di costa e locali commerciali, in ginocchio anche l'agricoltura con campagne allagate e capannoni divelti dal vento. I danni provocati dal ciclone ammontano a oltre 700 milioni, i sindaci chiedono aiuto. Oggi la giunta regionale è convocata al presidente Schifani e la visita del ministro Musumeci a Santa Teresa di Riva e a Catania. Inchiesta spettacoli, al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta sono iniziati gli interrogatori dell'onorevole Michele Mancuso e di Lorenzo Tricoli. Palermo, altro blitz allo Zen, inquirenti alla ricerca di armi e droga, 50 euro la tariffa per accaparrarsi una pistola per un paio di giorni. Calcio, il Palermo prepara la partita contro il Modena, mentre sul mercato tratta il possibile arrivo di Johnson. Serie C, in casa Catania è il giorno di Miceli, nuovo innesso nella retroguardia, giocherà probabilmente dall'inizio con Cosenza. Bentrovati, in primo piano ancora i danni provocati dal maltempo, si continua a fare dei sopralluoghi e vedere quanta distruzione ha lasciato il ciclone Harry. Il lungomare a sud di Catania distrutto ed è ancora chiuso il viale Kennedy, le ruspe sono in azione per togliere la sabbia, sono stati devastati alcuni stabilimenti balneari della playa e il giorno dopo gli allagamenti anche la zona industriale chiede aiuto, ma qui dicono succede ad ogni pioggia. Lorena Dolci. Il blocco comincia alla rotatoria della piscina della playa. Da qui non si può più andare avanti. Guardate la quantità di sabbia che ha portato il mare sul viale Kennedy. Ci sono praticamente le dune di sabbia. Le ruspe sono al lavoro per rimuovere i quintali di sabbia. In altri punti, invece, gli stabilimenti balneari hanno fatto da barriera a loro spese. Sono arrivata da poco, quindi ancora sto facendo il giro. Comunque è tutto distrutto. Che impressione le fa? Viene da piangere. Il più devastato è l'Alcamar. Raggiungiamo al telefono la titolare Monica Maimone. In 26 anni di attività non è mai accaduta una cosa del genere. Questo è stato un tornado che si è abbattuto sulla nostra struttura, disintegrandola come lei vede. Gli stabilimenti balneari per legge devono distanziarsi 40 metri dalla riva ed è fino a qua che è arrivata la furia del mare, creando questo scalino che prima non c'era. I danni più che altro sono per le basi in autobloccanti che abbiamo messo da poco, che probabilmente non ce ne saranno più. Il danno arriva in un momento critico. Le concessioni scadono nel 2027 e poi andranno all'asta. Ripartirete? Ripartiremo se riusciremo ad avere il sostegno degli enti pubblici, delle amministrazioni, del comune con cui siamo e del governo con cui stiamo cercando di interloquire. Lasciamo la playa e troviamo la zona industriale di Catania, quasi asciutta dopo gli allagamenti. Qui l'acqua, nelle situazioni come quelle di ieri, arriva qua, a questa altezza, e noi dobbiamo attraversare ogni giorno, circa 1500 persone, questo pezzo per andare in mezzo o andarsi a prendere le macchine al parcheggio, ed è praticamente impossibile. Ieri, per chi doveva raggiungere il posto di lavoro, l'ottava strada si presentava così. Qua nella zona industriale da 30 anni a questa parte, ogni qualvolta piove, per più di 3-4 ore si arriva a questo. Le persone rischiano la vita per venire al lavoro. E c'è distruzione e dolore ovunque, dal lungomare sventrato di Catania alle case distrutte ad Aci Trezza e Stazzo, si contano ovunque i danni, ma si grida anche al miracolo. Sentiamo Tonino De Mana. Il chiosco piegato su se stesso sul lungomare devastato di Catania. I sommozzatori dentro la casa con vista sui faraglioni ad Aci Trezza. La statua di Padre Pio intatta nonostante la distruzione a Stazzo. 3 immagini simbolo e forti lasciate ricordo dal ciclone Harry. Partiamo dal capoluogo etneo dove il mare in tempesta ha reso irriconoscibile anche il borgo marinaro di San Giovanni di Cuti. Sul posto intercettiamo il prefetto Signoriello. Adesso si tratta di fare la conta dei danni e rimboccarsi le maniche e ripartire tutti insieme.
si lecca le ferite a Citrezza, messa in ginocchio dalla furia dei marosi che hanno divorato ogni cosa, in primis le attività commerciali poste ed esposte al mare. Ingenti da quantificare i danni, nel frattempo si cerca di salvare il salvabile per recuperare più cose possibili, alcune persino impossibili da prendere, tanto da richiedere l'intervento dei sommozzatori. A terra anche un albero secolare. Scene di devastazione anche a Stazzo, la zona del porto è stata divorata dal mare e non è andata meglio la strada, sventrata e impraticabile, chissà per quanto tempo. C'è chi ha perso tutto. È pena al cuore, no? Sacrifici, anni di sacrifici dei miei genitori che l'hanno fatto con molti sacrifici, purtroppo. Comunque l'importante è che non ci siano stati feriti, morti. È drammatico, praticamente non abbiamo più case in tanti, i danni sono ingenti. La cosa che mi fa veramente arrabbiare è il fatto che sono anni che alle amministrazioni precedenti abbiamo segnalato la necessità di intervenire in ottemperanza alla legge contro l'erosione delle coste. Si piange, si impreca e si prega e in molti si fermano davanti alla statua di Padre Pio, circondata dalle macerie, ma rimasta in piedi ed intatta. Perché si trova a Stazzo e perché si trova sotto la statua di Padre Pio? Ecco, perché al televisore ho visto proprio la statua che è stata protetta, le onde non l'hanno colpito, ma questa è una dimostrazione che Padre Pio è potente sulla terra. Nessun morto e nessun ferito. Da queste parti già si grida al miracolo. E nel Messinese i danni ammontano a oltre 50 milioni di euro. Sentiamo Francesco Triolo. È diventata il simbolo di chi non vuole arrendersi. La Nike di Chalkis a Giardini Naxos, circondata dal disastro, dal fango, dalle ferite ancora aperte, continua a stare in piedi. Una statua, un messaggio scolpito nel tempo, la voce di Giardini e della Riviera Ionica, che vogliono subito rialzarsi. Dopo le lacrime e la rabbia, quella di oggi è stata una giornata di lavoro in tutta la Riviera. Da Giardini sino a Nizza di Sicilia e Scaletta, qui serviranno almeno 2 settimane per rimettere in sesto il tratto della ferrovia crollato. Nel frattempo, niente treni da Messina a Catania. Pale in mano, scope e palette, poco importa cosa, si lavora per pulire tutto e rendersi conto così dei danni reali. Questo è Forcisicolo, dove si sono dati appuntamento a decine di volontari per aiutare a liberare le abitazioni del lungomare. Qui ha ceduto il bastione vecchio e qui arriverà anche l'esercito, come ha chiesto la prefetta di Messina. Adesso attendiamo pomeriggio i mezzi militari dell'esercito che arriveranno nel pomeriggio e così ci sarà questa azione sinergica per cercare di velocizzare, intanto per superare le criticità momentanee liberando tutti quanti i detriti dal lungomare. E poi dopo verificheremo ancora meglio i danni e capire come ripartire con la ricostruzione. Non ci sono i gravi danni della Ionica alle isole Eolie, dove però a causa delle mareggiate dei giorni scorsi è stato interdetto lo scalo di Stromboli. In attesa di un sopralluogo l'isola non potrà essere raggiunta da navi e dagli scafi. Alcuni cittadini che per motivi di salute dovevano partire hanno raggiunto il gommone Ginostra, da dove si sono imbarcati sull'aliscafo. Sono invece tornati alla normalità gli altri collegamenti con le altre isole delle Eolie. E gravi danni anche nella zona balneare di Siracusa, dove il mare ha distrutto diverse villette. È andato per noi Francesco Aloi. Harry è andato via, ma per rialzarsi servirà ancora del tempo. Eccolo il lungomare di Ognina a Siracusa. Le onde hanno distrutto tutto. Qui siamo proprio a 2 passi dal mare, lo vedete alle nostre spalle, è tutto devastato. Le immagini dicono più di ogni altra parola. In questa villa il mare è entrato fin dentro casa. Il muro di recinzione è buttato giù, come pastafrolla, ma lo scenario è identico in gran parte della strada. C'è chi ha avuto problemi proprio in casa, questo sicuramente. Dipendeva molto dal fondale e dal punto in cui, ovviamente, dall'esposizione. Questo locale è stato quasi spazzato via, ma la furia del mare non è bastata per cancellare la voglia di ripartire. Non è una negligenza nostra, non possiamo farci nulla, è la natura e pertanto si riparte, che dire, come si suol dire, più forti di prima. Qui, come in altre zone della città, manca la luce. Più di 2000 le richieste di intervento ad E-Distribuzione, con i tecnici al lavoro da ore. Vigile del fuoco, buongiorno. Sì, mi dica.
Che succede? Centinaia le chiamate ai vigili del fuoco, impegnati ancora sul campo. Stiamo parlando di danni materiali, quindi di danni alle cose, ingenti sicuramente, ma di danni alle cose. In questo contesto non si stanno contando vittime, questo è importante perché è stato fatto un lavoro sinergico fino a partire dalla prevenzione. Intanto dalla Protezione Civile si stimano oltre 35 milioni di euro di danni, soltanto a Siracusa. A Moli, a Prodi, distrutti a Lampedusa, a Linosa invece sono saltate le strade, mentre porzioni di paesaggio hanno cambiato per sempre il loro aspetto. Desiree Ferlito. A Lampedusa c'è un prima e un dopo il ciclone Harry, violento tanto da modificare la forma della meravigliosa costa della più grande delle Pelagie. In questo video postato sulla pagina Instagram We Love Lampedusa, un paesaggio tristemente diverso. Siamo in emergenza, ci ha detto il sindaco Mannino, raggiunto al telefono. Grossi danni a lidi, campeggi, strutture turistiche, abitazioni, fortemente danneggiata la banchina commerciale. Si rischia il collasso, ha continuato Mannino. Nella Sicilia vessata dal ciclone, le isole minori sono state l'anello più debole, con moli a Prodi già precari e in alcuni casi resi fragili dalla scarsa manutenzione e dal sovrapporsi di competenze nella loro cura. Duramente colpita l'isola di Linosa, dove non esistono più strade asfaltate, case e intere porzioni di paesaggio hanno cambiato il loro aspetto per sempre. Critica la situazione anche a Ustica, qui si tratta di danni fino a 2 milioni di euro, stima il sindaco Salvatore Militello. L'assessore ai trasporti della regione ha avviato una verifica di tutte le infrastrutture, comprese strade e porti delle isole minori. I primi risultati, con un programma di interventi prioritari da effettuare immediatamente, saranno già sul tavolo della giunta straordinaria di oggi. E i danni ammontano, è una prima stima, oltre 700 milioni, 750 ha detto il presidente, il direttore della Protezione Civile. Oggi la giunta regionale d'emergenza ha convocato il presidente Schifani e la visita del ministro della Protezione Civile Musumeci. Sentiamo Manlio Viola. Passato il ciclone Harry è il giorno in cui la Sicilia si lecca le ferite e sono tante quelle lasciate nell'area centro-orientale dell'isola. Una prima stima dei danni parla già di $500 milioni solo per ripristinare le infrastrutture danneggiate, strade comunali, provinciali e statali, ma anche arredi urbani. Intere borgate sono state evacuate, villaggi allagati. Nel siracusano il mare ha scavato la roccia sotto le case, tecnicamente si chiama ingrottamento. Di fatto ora le costruzioni affacciano a strapiombo sul mare e sotto non hanno nulla a sorreggerle. Ci sono poi le attività commerciali vicine al mare, devastate, ristoranti, negozi e tanto altro. Anche oggi le scuole sono rimaste chiuse a Catania, come in altri 7 comuni, per effettuare verifiche sulle condizioni degli edifici. I sindaci chiedono aiuto per poter garantire il ritorno alla normalità. Da soli non sono in grado di ripristinare le condizioni di sicurezza e vivibilità, almeno senza l'intervento economico consistente e urgente. I sindacati invece mettono a disposizione le loro strutture per le richieste di aiuto e risarcimento, ma chiedono anche somme per la cassa integrazione straordinaria per i dipendenti delle attività colpite. Una prima risposta arriva oggi dalla Giunta regionale di governo, convocata dal Presidente della Regione in via straordinaria, per deliberare stato di crisi e di emergenza regionale e la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di livello nazionale. E oggi pomeriggio arriva in Sicilia il ministro Lannello Musumeci con il capo della Protezione Civile Nazionale, Fabio Ciciliano. Una serie di sopralluoghi tecnici suoi, prima a Santa Teresa Riva nel Messinese, poi ad Ognina a Catania. Visite inserite nelle attività di ricognizione dei danni propedeutiche alla dichiarazione dello stato di calamità naturale proprio a livello nazionale. E la Giunta intanto ha già deliberato nell'immediato 50 milioni che sono subito disponibili per ricostruire, mentre da una prima ricognizione fatta proprio dalla Protezione Civile regionale i danni provocati dal ciclone ammonterebbero a 740 milioni di euro. E a pagare un prezzo altissimo per il maltempo degli ultimi giorni è anche l'agricoltura. Sentiamo Giusy Lazzara. L'agricoltura siciliana paga un prezzo pesante per il passaggio del ciclone che ha spazzato via raccolti e mesi di lavoro nelle campagne. Il nostro tour comincia da Corleone, nel Palermitano. Qui si contano i danni e si pensa anche ai prossimi mesi. Le forti raffiche di vento hanno scoperchiato il nostro magazzino, dove, come vedete, immagazziniamo i nostri foraggi. Andando incontro alla pioggia
nei giorni a seguire sicuramente questo foraggio sarà fortemente danneggiato. Ci spostiamo ad Agrigento, guardate queste serre di un vivaio, il vento ha distrutto tutto. Ci avviciniamo a Catania, sulla sponda del fiume Gornalunga esondato, affluente del Simeto. Qui, nella zona di Sigonella, sott'acqua l'intero seminato di grano. Ogni volta che cadono 100 mm di acqua, noi abbiamo tutta la piana allagata, seminativi e agrumeti compresi. Ora ditemi voi se possiamo fare agricoltura in queste condizioni. E in questo agrumeto a Santa Maria di Licodia nel Catanese sono andate perse metà delle arance che erano pronte per essere vendute. Nel Ragusano serre distrutte e agrumeti impraticabili nel Messinese. Coldiretti Sicilia sta raccogliendo le segnalazioni da vari territori e si sta già attivando per la richiesta di stato di calamità. Gli agricoltori non si arrendono e sono pronti ad affrontare una nuova calamità, a sostenere i costi per ripristinare capannoni e seminare per nuovi raccolti. E della Sicilia ferita dal mare e dalla ricostruzione continueremo a parlare dopo il telegiornale al focus delle 14.30. Ospiti di Eva Spampinato, l'ingegner Salvo Cocina, direttore della Protezione Civile Regionale, la geologa dell'Università di Catania Giovanna Pappalardo, il sindaco di Riposto Davide Vasta e il sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra. Appuntamento dunque alle 14.30 su Telecolor e in streaming sull'app Sicilia Web. E i vostri messaggi come al solito al numero 342 74 55 005. Adesso una pausa e poi altre notizie, cambieremo argomento e altre attualità. A tra poco. A Caltanissetta una bambina è finita in ospedale di 17 mesi, aveva ingerito accidentalmente alcune pillole della madre. Dopo le prime cure la piccola è stata trasferita nella terapia intensiva pediatrica all'ospedale di Cristina di Palermo. Adesso parliamo di cronaca giudiziaria. Sono iniziati questa mattina a Caltanissetta gli interrogatori nell'inchiesta sugli spettacoli che coinvolge l'onorevole Michele Mancuso. Davanti ai magistrati è comparso anche Lorenzo Tricoli, vicino al deputato, che prima dell'audizione ha parlato con i giornalisti respingendo ogni accusa. Il servizio è di Rita Cinardi. Questa mattina al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta sono iniziati gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta sugli spettacoli che coinvolge l'onorevole Michele Mancuso. Prima di entrare per l'interrogatorio, Lorenzo Tricoli, noto per essere il braccio destro del deputato, si è fermato a parlare con i giornalisti. Secondo l'accusa, l'indagine ruota attorno a presunti favori e scambi di denaro legati all'organizzazione di spettacoli ed eventi, un impianto che Tricoli respinge con decisione. Cosa c'è di vero in questa accusa? Nulla. Però è chiaro che risponderò puntualmente al magistrato, anzi al giudice. E cosa c'è di vero su questo video di cui parla la procura? Dalle carte processuali nulla. Tra i passaggi più citati dell'inchiesta anche alcune intercettazioni che fanno riferimento all'Hotel San Michele. Anche su questo punto Tricoli fornisce la propria versione, respingendo un'interpretazione illecita e chiarendo anche la posizione dei familiari coinvolti e il suo ruolo professionale. Quelle intercettazioni fanno riferimento a un compleanno dell'onorevole Mancuso dove chiede un regalo in busta. Abbiamo regalato in gruppo un maglione, quindi però dico questi sono pettegolezzi. Ancora un blitz della polizia allo Zen di Palermo alla ricerca di armi e droghe. Intanto un'associazione che ha sede proprio allo Zen ci conferma che le pistole vengono anche affittate nel weekend da tantissimi giovani. 50 euro circa la tariffa per accaparrarsi una pistola per un paio di giorni. Marco Gullà. Tra i padiglioni la polizia ricerca armi e droga, un nuovo blitz oggi allo Zen. Al setaccio ci sono appartamenti e cunicoli con l'obiettivo di trovare soprattutto pistole e fucili. Quelle armi che vengono addirittura noleggiate nel weekend da tantissimi giovani per andare in discoteca. La conferma arriva anche da chi vive allo Zen quotidianamente, come le associazioni che provano a far imboccare altre strade ai tanti ragazzi del quartiere. Esiste un sistema di noleggio delle armi, soprattutto nei weekend, ragazzini, soprattutto minorenni, dove si è anche scoperto attraverso la polizia che queste armi noleggiate sono state utilizzate anche per poi fare interventi a fuoco, come la discoteca Arreloi nel 2024, e non sappiamo se ancora quelle armi noleggiate sono state le stesse che hanno ucciso Paolo Taormina, eccetera. Queste sono ancora cose da accertare. Armi a noleggio, circa 50 euro la tariffa per accaparrarsi una pistola per un paio
paio di giorni. Veramente facile poter reperire queste armi, quindi oggi un ragazzino che vive allo Zen, che vive a Brancaccio, che vive allo Sperone viene qui, se ha i contatti giusti, contatti di fiducia, riesce a portarsi via una pistola da tenere nel weekend dentro la borsetta mentre gira con la sua bicicletta elettrica. Nella notte sono invece stati arrestati 2 sedicenni che stavano rubando un'auto in piazza Magione. Mentre stavano per essere trasferiti nel carcere minorile a Malaspina, i 2 sedicenni hanno invito contro i carabinieri e danneggiato 2 autovetture di servizio. I carabinieri hanno arrestato un 40enne residente a Catania ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno scovato, nascosto in un armadio, uno zaino contenente 25 panetti di hashish per un peso complessivo lordo di oltre 2 kg, accuratamente confezionati e pronti per essere immessi sul mercato dello spaccio. La droga avrebbe fruttato oltre 30.000 euro. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, Palermo sul doppio filo, da un lato la preparazione per la partita contro il Modena, dall'altro il mercato con il possibile arrivo di Johnsen. Sentiamo Marco Gullà. Se da un lato il Palermo lavora per la partita di sabato al Braia contro il Modena, dall'altro il direttore sportivo Carlo Osti è impegnato nel mercato in entrata. Il club rosanero si avvicina a Dennis Johnsen. Dopo la gara contro il Modena, Osti dovrebbe chiudere la trattativa per l'attaccante norvegese, che dovrebbe così essere il secondo rinforzo della campagna acquisti del Palermo, dopo il ritorno di Magnani che ha rescisso il contratto con la Reggiana. Johnsen dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo. Sul tavolo ci sarebbero 3 anni e mezzo di contratto con un'operazione complessiva, ingaggio e cartellino, intorno ai 4 milioni di euro. La cremonese è disposta a cedere il giocatore e si sta già muovendo sul mercato per trovare un sostituto. Si allontana quindi Tramoni del Pisa. Difficile che oltre a Johnsen il Palermo possa puntare anche sul trequartista nerazzurro. Sul fronte cessioni, Diakité è ormai vicino alla cessione, su di lui alcuni club di Serie B, ma il maliano potrebbe andare all'estero. Ipotesi cessione in prestito anche per Corona, su di lui Pescara, Reggiana e Juve Stabia. In casa Catania è il giorno di Miceli, nuovo innesto nella retroguardia. Giocherà probabilmente dall'inizio con il Cosenza. Serve un altro difensore oltre al centrocampista, acquisto giudicato dal club molto importante per il proseguio della stagione. Marco Carli. Difensore e esterno, i colpi già fatti, importanti per il Catania. Miceli che già si allena in gruppo, così come Ponzi. Sono i 2 giocatori che potranno dare un contributo immediato, soprattutto il primo, complici le assenze di Pieraccini, infortunato alla mano e comunque squalificato, e di Di Gennaro che è stato operato a Villa Stuart con intervento ottimamente riuscito per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Miceli, 1 anno e mezzo l'accordo con il Catania, rappresenta una garanzia per il reparto arretrato. Nelle ultime 2 stagioni al Monopoli e tanta esperienza nelle difese, fra le altre di Taranto, Turris, Virtus Francavilla e Avellino. Lui giocherà con Allegretto e Celli contro il Cosenza. Ponzi è stato preso per dare un'alternativa di valore sugli esterni, come spiegato dallo stesso Toscano. Sarebbe stato, quello sulle fasce, il primo innesto se non ci fossero stati gli infortuni di Aloi e Cicerelli e poi quello di Di Gennaro. Mancano adesso gli ultimi 2 colpi. Ancora in difesa, proprio a seguito dell'infortunio del centrale titolare. Carnielutti è un profilo che piace, si sta ragionando per trovare la quadra. In mediana i 3 nomi che circolano hanno caratteristiche diverse. Meazzi è un centrocampista d'attacco utilizzato anche come trequartista. Di Noia è un vero mediano completamente diverso da Meazzi, per intenderci. Aua lo si è visto da poco a Catania con la Cavese, ma è indietro nelle preferenze rispetto agli altri 2 o ad altri profili. Questa però del centrocampista è una scelta determinante secondo il club, che vuole provare a non sbagliare e dunque si sta prendendo il tempo che serve per trovare la giusta soluzione. Ed è stata rinviata al prossimo 9 marzo l'udienza dalla quale sarebbe dovuta emergere la sanzione per il Trapani a seguito delle inadempienze federali dei mesi scorsi. Ora l'attenzione si sposta al prossimo 16 febbraio. Per quella data la società DC sono chiamate a pagare le spettanze del terzo bimestre legato ai mesi di novembre e dicembre 2025. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, a tutti un buon pomeriggio.